Parla il popolo partenopeo. Un giovane attaccante spagnolo, appena ventenne, che si è messo in luce nelle competizioni minori, è sotto osservazione da parte della dirigenza del Napoli. Offre uno straordinario potenziale di crescita futura. Ma la sua attuale situazione al Chelsea rivela anche dei limiti che vanno considerati. Si tratta di un'opportunità che avrebbe senso solo se strutturata in modo appropriato. Nei prossimi minuti scoprirete chi è questo giovane talento e se il Napoli dovrebbe davvero investire risorse in un progetto di sviluppo piuttosto che in una soluzione immediata. Marc Guiu. Questo è il nome che sta suscitando interesse dietro le quinte del Napoli. Un centravanti spagnolo, appena ventenne, nato il 4 gennaio 2006, che attualmente gioca nel Chelsea in Premier League. Guiu è alto 1,87 metri e offre esattamente ciò di cui ha bisogno un progetto di ricostruzione. Una straordinaria giovinezza unita a un eccezionale potenziale di crescita. Perché questa trattativa è importante per il futuro del Napoli? Perché offre una scelta strategica diversa rispetto ad altre operazioni. Non si tratta di ingaggiare un giocatore di comprovata esperienza europea come Gabriel Jesus. Non si tratta di ingaggiare un'ala creativa come Gabriel Martinelli. Guiu rappresenta uno straordinario investimento nel futuro di un talento che, se ben sviluppato, potrebbe esprimersi al meglio per un intero decennio. Sarebbe un punto di svolta per il progetto offensivo a lungo termine del Napoli. Il contesto di questa situazione è particolarmente interessante. Guiu è arrivato al Chelsea il 1 luglio 2024 dal Barcellona per 6 milioni di euro. Questo è il punto cruciale. Il giovane ha lasciato una delle principali accademie giovanili europee per approdare al Chelsea. La sua traiettoria da allora rivela molto sulla sua effettiva crescita rispetto alle aspettative iniziali. Nella stagione 2024-2025 con il Chelsea, Guiu ha collezionato solo 3 presenze in Premier League senza segnare, numeri che indicano chiaramente che non era una priorità difensiva immediata. Tuttavia, le sue prestazioni nelle competizioni minori offrono una prospettiva completamente diversa. Nella Conference League 2024-2025, Guiu ha segnato 6 gol in 9 presenze, numeri straordinari che dimostrano come, in contesti con minore pressione difensiva, possa offrire un contributo offensivo notevole. Nella stagione 2025-2026, Guiu ha segnato 0 gol in 266 minuti di gioco in 10 presenze in Premier League, confermando di non essere una priorità. Questa mancanza di impiego è proprio ciò che apre la strada a una possibile trattativa con il Napoli. Il suo valore di mercato attuale è stimato tra gli 11,1 e i 12 milioni di euro, una cifra che riflette la sua età e il suo potenziale. Le caratteristiche tecniche di Guiu rivelano un giovane centravanti in fase di sviluppo con un potenziale straordinario. La sua altezza gli conferisce una notevole presenza aerea. La sua velocità è notevole per la sua età. I suoi movimenti senza palla dimostrano un'intelligenza tattica che molti giovani giocatori non possiedono. La sua tecnica con entrambi i piedi è in via di sviluppo, ma già di qualità. La sua comprensione dei sistemi tattici, sebbene ancora in crescita, dimostra maturità per un giocatore così giovane. Nel modulo 4-3-3 di Allegri, Guiu rappresenterebbe un progetto di crescita straordinario, non una soluzione immediata. Allegri è noto per la sua capacità di far crescere giovani talenti offensivi. Guiu rappresenterebbe esattamente il tipo di progetto che permetterebbe ad Allegri di costruire un centravanti di talento nel corso degli anni. La sua presenza fisica completerebbe Rasmus Højlund in modo diverso. Se si confronta Guiu con le attuali opzioni offensive del Napoli, la dinamica è chiara. Rasmus Højlund è un centravanti affermato di 23 anni. Gabriel Jesus porterebbe esperienza e mentalità vincente. Guiu porterebbe una straordinaria giovinezza. Non competono per la stessa posizione strategica. Guiu sarebbe un investimento per il futuro che permetterebbe al Napoli di avere un'alternativa offensiva quando Højlund raggiungerà l'apice della sua carriera. Considerata la sua età, i punti di forza di Guiu sono notevoli. La sua mobilità gli permette di muoversi costantemente senza palla. La sua capacità di segnare in contesti competitivi specifici è dimostrata dalle sue prestazioni in Conference League. I suoi 6 gol in 9 presenze indicano un vero finalizzatore quando gli viene concesso spazio. La sua mentalità orientata alla crescita è evidente, considerando che si è trasferito dal Barcellona al Chelsea con l'obiettivo di migliorare. La sua nazionalità spagnola gli conferisce familiarità con sistemi tattici sofisticati. Tuttavia, anche i suoi punti deboli meritano un'analisi onesta e critica. Il suo contributo in Premier League è praticamente nullo. I suoi 0 gol in 266 minuti di gioco in Premier League suggeriscono una notevole difficoltà di adattamento al calcio inglese di alto livello. La sua esperienza in Champions League è limitata.
Ha subito un infortunio muscolare da febbraio a maggio 2025, sollevando dubbi sulla sua resistenza fisica. I suoi 7 gol totali in 32 presenze in Europa non sono numeri eccezionali per un centravanti ancora in fase di sviluppo. A mio avviso, Guiu rappresenterebbe un acquisto straordinario per il Napoli solo se strutturato come un progetto di crescita in prestito con diritto di riscatto. Il problema non risiede nelle sue qualità tecniche. La questione è se il Napoli debba investire risorse significative in un giocatore ancora lontano dall'essere pronto per le competizioni di alto livello, quando il club ha bisogno di soluzioni immediate. I rischi di questa operazione sono molteplici e significativi. In primo luogo, c'è il rischio concreto che Guiu non si sviluppi come previsto contro le difese di elite della Serie A europea. In secondo luogo, c'è il rischio che i suoi problemi fisici continuino a condizionare la sua crescita. In terzo luogo, c'è il rischio che l'investimento sia su un giocatore che necessita di un periodo di adattamento straordinario, mentre il Napoli cerca un contributo più immediato. In quarto luogo, c'è il rischio che la sua scarsa presenza in campo al Chelsea indichi che non è ancora pronto per le competizioni di alto livello. I vantaggi sono altrettanto evidenti. Si acquisisce un talento straordinario che potrà dare il suo contributo per un intero decennio. Si offre al Napoli flessibilità difensiva, se strutturata come prestito. Si offre un'alternativa offensiva per il futuro, quando Højlund entrerà nella fase calante della sua carriera. Si offre un giocatore che può crescere in un ambiente in cui avrebbe la possibilità di giocare con regolarità e svilupparsi. Se fossi il consiglio di amministrazione del Napoli, considererei Guiu un'opzione interessante, ma a determinate condizioni. Al momento non dovrebbero acquistare Guiu a titolo definitivo. Dovrebbero valutare un prestito con diritto di riscatto, permettendo al giovane di crescere con regolarità e mantenendo al contempo la flessibilità di non esercitare l'opzione qualora la sua crescita non dovesse progredire come previsto. Credo che Guiu possa avere un futuro straordinario nel calcio europeo di alto livello, ma la sua crescita sarebbe probabilmente favorita da un ambiente in cui possa giocare con continuità, sia da titolare che da subentrante. Il Napoli offrirebbe proprio questo ambiente, se avesse la pazienza di far crescere il giovane senza pressioni immediate. Pertanto, la mia conclusione è che il Napoli dovrebbe valutare Guiu, ma attraverso un prestito con diritto di riscatto, non come acquisto a titolo definitivo. Se riuscissero a negoziare un prestito di 3 a 4 milioni con un'opzione di riscatto per 12 a 15 milioni, sarebbe un investimento intelligente che offrirebbe un futuro straordinario e al contempo garantirebbe flessibilità. Tuttavia, non dovrebbero spendere cifre così elevate per un giocatore così giovane, ancora lontano dall'essere pronto per le competizioni di alto livello. Ora vorrei sapere la vostra opinione. Credete che Guiu sia il centravanti del futuro su cui il Napoli dovrebbe puntare? Pensate che il club dovrebbe investire nello sviluppo di un giovane talento quando ha bisogno di soluzioni immediate? Siete d'accordo sul fatto che un prestito sarebbe una soluzione più sensata rispetto a un acquisto a titolo definitivo? Lasciate i vostri commenti qui sotto e partecipate a questa discussione sulle priorità strategiche del Napoli tra sviluppo futuro e soluzioni immediate. Grazie per aver seguito questa analisi di una delle operazioni più complesse di questa sessione di mercato. E ricorda, Forza Napoli, sempre!